Ambasciatore, buonasera. Ti ringrazio la volontà che mi ha dato oggi per aver fatto queste due domande riguardo per la Somalia. Come sappiamo, in Somalia ancora c'è il problema e spero che si risolva il più presto possibile. E volevo chiederti che prospettiva ha l'Italia per la Somalia? L'Italia credo che con questa visita del primo ministro Omar Abdirashid Ali Sharmarke ha dimostrato di volersi impegnare al massimo per portare la Somalia fuori da questa crisi che sembra a tutti senza fine e che invece può avere una fine, per ridare al popolo somalo il diritto che ognuno di loro ha alla libertà, a una vita decente e soprattutto a un'economia che può funzionare benissimo, come i somali sanno dimostrare in tutto il mondo con la diaspora. Il primo ministro Abdirashid oggi è stato confermato, è stato conosciuto per il passaporto somalo. Se il passaporto somalo è conosciuto, vuol dire che è stato conosciuto anche il governo somalo? Il governo somalo è stato riconosciuto da tempo, ma è un governo ancora transitorio, nel senso che il suo compito principale è proprio quello della riconciliazione interna. Il governo italiano nel dare questo riconoscimento al passaporto somalo ha voluto fare un passo in avanti che oggi è stato portato ancora più in là con l'annuncio che l'Italia riaprirà la propria ambasciata a Mogadiscio. Quindi il cammino sia della riconciliazione interna ma anche del riconoscimento dei frutti che questa riconciliazione interna sta portando grazie a questo governo è un cammino tutto da fare, ma credo che l'Italia l'abbia intrapreso con grande serietà e con grande determinazione. Vuol dire che i somali possono viaggiare con il loro passaporto senza titolo di viaggio? Questa è una cosa che è stata decisa in questa occasione per celebrare anche questa visita e il rapporto speciale che stiamo costruendo con il governo del primo ministro Omar Abdirashid Ali Sharmarke. Chiaramente dal punto di vista amministrativo, siccome non è una cosa che riguarda solo il Ministero degli Esteri, ma riguarda anche il Ministero degli Interni, riguarda il Ministero delle Finanze, quindi ci vuole quello che in italiano si chiama un decreto interministeriale. Ci vorrà un mese, 2 mesi, ma abbiamo assunto l'impegno che al più presto possibile i visti italiani verranno per la prima volta tra i paesi di Schengen apposti direttamente sui passaporti come segnale della determinazione italiana a riconoscere e aiutare questo governo. qodobada ugu muhiimsan oo shirka laga hadlay maxaa ka mid ah? Runtii qodobada ugu muhiimsan shirka laga hadlay waxay ahaayeen sidii marka ugu horeysa horta dowladda waataad ogeyd in Brussels loo ballan qaaday lacago badan oo lagu dhisay securitygeeda iyo Amazon. runtii waxay ahayd lacagihii weliba aysan soo gaarin adigu khasnadihii loogu talagalay. runtii waxay ahayd in la dhiirigeliyo dadkii meesha ballan qaaday inay runtii ballantii ka baxaan oo ay dhaqaalihii keenaan. mid labaad waxay ahayd xaaladii ka dambeysay ee hadda waddanka marayo sidii iyadana loo xalin lahaa, sidii waddanka maaragtay yani dhibaatooyinka ka haysta dhinaca cirka, dhinaca badda yani loo gacan qaban lahaa dowladda iyo runtii burcadbadeeda arrinteeda sidii gacan loo geysan lahaa. oo hadda markii ugu horeysay ma aha kaliya security arrintiisa, sidii dhaqaalo loogu sameyn lahaa dadkan xeebaha degan oo runtii ay dhibaatada ka keentay badahan la furanaya iyo maaragtay kalluunka Soomaaliyeed oo la iska qaadanaya. marka runtii waxyaabo runtii wax qool ay ahaayeen.